Ok, ci siamo. Buonasera, bentornati nel gruppo. Quinto appuntamento, diciamo, con la challenge, con la Local Lab Challenge. Siamo al quinto su 7, quindi abbiamo oltrepassato la metà e siamo ormai verso la fine di questa sfida che vi abbiamo lanciato. Com'è andata allora nei giorni scorsi? Avete messo in pratica i consigli che vi abbiamo dato io e Silvia? Li avete, magari non tutti, ma magari qualcuno di questi? So che qualcuno li ha messi in pratica anche tutti, quindi non è impossibile, anche perché alcuni erano molto semplici. Fatemi sapere se avete avuto delle difficoltà, se è stato tutto chiaro, se vi sono stati utili, se vi piace questa modalità, se vi vengono in mente altre idee, se avete altre necessità a riguardo. Ok, datemi qualche segno di vita, gentilmente. Tanti purtroppo non ci saranno in questa diretta perché stanno seguendo il corso nel nostro gruppo privato insieme a Silvia, quindi chi di loro insomma sta seguendo la diretta di là la potrà rivedere successivamente o nei giorni seguenti, insomma. Ok, ditemi se si sente, ragazzi. Se mi sentite, se mi vedete, per favore, che così iniziamo. Stasera quello che vedremo è come sfruttare i messaggi automatici di Facebook, cosa che pochi utilizzano, ma sono veramente molto comodi per dare delle risposte immediate ai clienti o potenziali clienti su quelle domande classiche che standard, insomma, più diffuse che vi fanno. Ok, vedo che c'è qualche commento. Aspetta che da qua non vedo i nomi. Allora, Alessandra, ciao Ale, ciao Chiara e ciao Chiara 2, sono due Chiare. Buonasera a voi e grazie per le conferme. E nel frattempo scrivetemi magari nei commenti, scrivetemi nei commenti quelle domande classiche che vi fanno, no? A me, per esempio, faccio l'esempio, io ho un e-commerce tra le varie cose e la domanda classica è quanto costa la spedizione, no? Anche se è scritta abbastanza ovunque, però la gente spesso non legge, e quindi mi chiedono quanto costa la spedizione e appunto noi non usiamo tanto Facebook, quindi non l'ho impostata come risposta automatica, però appunto una possibilità potrebbe essere quella di creare appunto questa risposta automatica alla domanda classica, quanto costa la spedizione, così diamo una risposta immediata al cliente e quello è contento e noi non perdiamo tempo, tra virgolette, insomma, non dedichiamo tempo a rispondere sempre alle solite domande, ok? Quindi magari scrivetemi appunto nei commenti, dato che qualcuno si sta collegando solo adesso, scrivetemi nei commenti quali sono le domande classiche che vi fanno quando, non so, entrano in negozio o quando che ne so, vi chiamano al telefono o vi mandano mail o vi mandano un WhatsApp, cose di questo tipo, ok? Apro una parentesi, questa roba delle domande delle risposte automatiche alle domande standard, tra virgolette, si può fare anche con WhatsApp, non solo con Facebook, ok? Stasera vediamo Facebook, ma sappiate che si può fare anche con WhatsApp Business. A proposito, io avevo fatto anche una diretta su WhatsApp Business e vi metto il link per chi non l'avesse già fatto. Su questo link che vedete qua, locallab.it/raccolta-video, trovate le dirette che stiamo girando in questi giorni e anche tutte quelle precedenti dove c'è anche la diretta su WhatsApp Business, su Google, sulla pubblicità, un sacco di dirette che abbiamo fatto. Non vedo commenti, non vedo commenti, ragazzi, siete spenti? Oh, eccolo qua. Qual è il giorno di chiusura? Chi è che ha scritto? Che non vedo il nome. Alessandra. Qual è il giorno di chiusura? Che poi basta leggere l'orario. Lo so, Ale. Purtroppo queste cose sono diffusissime perché la gente, come dicevo, non legge, anche se glielo batti in faccia, la gente non legge.
oppure vuole avere la conferma perché magari non si fida di quello che è scritto online e allora, o che ne so, o nei volantini o in qualsiasi metodo di comunicazione che usate, e quindi vogliono avere magari la conferma da parte di una persona reale, perché nel 2021 in Italia c'è ancora gente che magari ha paura dell'e-commerce, ha paura di internet e robe di sto tipo, ragazzi. Siamo quarto paese, quart'ultimo paese in Europa per digitalizzazione, ok? Quindi bisogna mettersela via, la gente ha ancora paura di queste cose qua, purtroppo. Quindi ecco, riferendoci alla tua domanda, una risposta automatica potrebbe essere quella di inserire, e poi adesso vi mostro, inserire appunto una risposta a questa domanda insieme ad altre. Poi vediamo chi ha scritto. Ok, Chiara, anche immagino a me, chiedono gli orari, io ho impostato per tutti i messaggi, ciao, ti risponderemo al più presto. Ecco, allora, il ciao, ti risponderemo al più presto, Chiara, io sono in parte d'accordo, perché è la classica risposta preconfezionata che il cliente si aspetta. Ok, anche con le mail succede, no? Che magari scrivi un'azienda e dopo 2 nanosecondi ti arriva la mail, ti risponderemo al più presto. E poi magari ti rispondono dopo una settimana, no? A me ste robe mi fanno incazzare, a prescindere, ma lasciamo stare, nel caso di aziende che rispondono in ritardo. In questo caso, se effettivamente rispondi al più presto, deve essere vero che rispondi al più presto, quindi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, perché la gente si aspetta risposte di questo tipo, al più presto non vuol dire a fine giornata o il giorno dopo o dopo chissà quante ore. La gente si aspetta risposte quasi in tempo reale, quindi se metti una risposta automatica di questo tipo, effettivamente devi, diciamo, come si dice, a mantenere, ecco, mi sfuggiva la parola, devi mantenere questa promessa. Oppure la cosa che secondo me è ancora migliore è dare proprio una risposta precisa a quello che il cliente chiede, ok? In modo da da accontentarlo subito. Ok, poi vi ricordo un'ultima cosa, poi vi mostro questo, che vi ricordo che sono ancora aperte le prevendite del corso Facebook, del corso della pubblicità per gestire la pubblicità su Facebook e Instagram, che abbiamo girato con Silvia. Chiuderemo le prevendite il giovedì 28, o meglio, le chiudiamo il 30 di gennaio, però da giovedì aumenta il prezzo. Quindi fino a giovedì c'è la possibilità di averlo al prezzo scontato di 147 euro, anziché 197. Qua trovate il link se volete acquistarlo. Ok? Bene, allora iniziamo. E vi condivido lo schermo, vi faccio vedere la pagina Facebook del mio e-commerce. Voi magari, se riuscite, collegatevi, non so quanti di voi siano collegati col PC, così potete andare a lavorare direttamente sulla vostra pagina. Allora, qui entrate sulla vostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook della vostra attività, come amministratori, ok? E andate qua su impostazioni, vedete questa colonna che c'è qui a sinistra, cliccate su impostazioni e poi come seconda voce trovate qui messaggi, ok? Quindi impostazioni, messaggi, poi scorrete, dovrebbe essere qua in fondo, sì, eccolo qua, vedete che qui c'è configura le risposte automatiche. Ok, quindi qui cliccate su sto bottone qua che c'è a destra, configura. Ok, ecco, allora qui potete andare a personalizzare e attivare le risposte automatiche. Vedete, io non so se di base sia già flegato su attivato, comunque se ve lo trovate così vuol dire che non sono attivate, quindi basta che clicchiate qua
e poi andate a personalizzarlo. Allora, qui vedete che ci sono diversi tipi di messaggi automatici, risposte automatiche. Qui è nel caso di assenza, messaggio per lo stato assente, quindi vuol dire che viene inviato quando voi siete assenti. In questo caso, appunto, è come quello che magari diceva Chiara prima, ti risponderemo al più presto, no? Quindi diciamo che Facebook di suo vi dà già questo messaggio prefatto. Io magari vi consiglio di modificarlo. Potete anche andare ad aggiungere delle personalizzazioni in modo che al cliente sembra che sia stata magari una persona a rispondere, no? Quindi in questo caso potreste dire ciao o buongiorno, salve, quello che è, dipende dal vostro tono di solito con i clienti. Vedete, qui vi dà la possibilità di selezionare alcune personalizzazioni. Quindi, per esempio, nome destinatario, grazie per averci contattato, al momento non siamo presenti, eccetera, eccetera. Quindi magari sembra una sciocchezzina sta qua, ma già inserire il nome è molto molto importante. Ok? Poi, altra cosa, qui eventualmente potete anche, eventualmente se non usate molto Messenger, quindi perché c'è anche chi magari ha la pagina Facebook, ma non è molto presente, quindi riceve i messaggi, non li vede, eccetera. Quindi poi potete anche impostare che questa risposta venga inviata a chiunque vi contatti su Facebook, indirizzando magari i clienti su un altro canale, no? Quindi potreste dire grazie per averci contattato, ti prego di contattarci, insomma adesso è una ripetizione ma sto scrivendo un po' a caso, ti prego di contattarci alla nostra mail chiocciola bla bla bla, e oppure telefonicamente al numero bla bla bla. Ok. Oppure potete anche inserire un sito web. Numero di telefono, qua vi prende in automatico quello impostato nella pagina, se non volete scriverlo a mano, quindi questa è anche una comodità. Anche indirizzo mail, se selezionate qua vi prende quello che avete già impostato nella pagina. Ok, fatemi domande intanto nei commenti se qualcosa non vi è chiaro, ok? Che eventualmente poi torno indietro. E qua potete andare poi a impostare anche un orario, l'orario in cui voi siete effettivamente assenti. Ok, quindi qua selezionate tutte le varie i giorni della settimana, vedete che essendo americani, insomma, parte dalla domenica, lunedì, martedì, bla bla bla, e qua impostate l'orario di apertura dalle 8 alle 18, eccetera, eccetera. Ok, anzi no, questo è il contrario, forse è il contrario, così è assente. Così mi dà che dalle 8, sì, è un sistema fatto un po' alla cacchio, dalle 8 alle 18 è assente, fate all'incontrario, insomma. Qua potete anche andare a vedere l'anteprima eventualmente su Messenger di quello che arriva al cliente, ok? Ecco, questo è il messaggio per stato assente. Vi consiglio di impostarlo magari appunto per gli orari in cui siete chiusi, in modo che il cliente abbia sempre una risposta. Cercate appunto di andare oltre al messaggio standard del al momenti siamo assenti, non possiamo rispondere. Cercate di andare più incontro possibile alle necessità del cliente, che è quello di avere risposte. Se riuscite in altri modi a dargli una risposta al cliente, dategliela, perché faccio un esempio: se sei una parrucchiera, no, e il cliente ti contatta perché vuole prenotare e ti scrive alle 11:30 di sera perché vuole prenotare l'appuntamento, e non c'è niente di scandaloso, perché tanti si scandalizzano perché i clienti scrivono di notte. Io ho clienti in chat nell'e-commerce che scrivono anche le 2 di notte, magari perché sono all'estero, ma cioè perché mi contattano dall'estero
o quello che è, però io quando posso, magari di notte no, ma rispondo alle 10 di sera, alle 11 a mezzanotte, io rispondo perché sono clienti e cliente vuol dire cash, ok? Quindi non c'è niente da scandalizzarsi se la gente ti scrive alle 11 e mezza di sera per prenotare l'appuntamento. In questo caso io quello che consiglio sempre è digitalizzatevi, cazzo, digitalizzatevi. Ormai non ci vuole niente a mettere in piedi un sistema per gestire le prenotazioni anche online. Quindi in questo caso il cliente che vuole prenotare potete dirgli: guarda, noi abbiamo un sistema di prenotazione degli appuntamenti, questo è il link, e gli mettete direttamente il link per prenotare, no? Così lui non perde tempo, voi non perdete tempo, è contento e vi dà il cash, ok? Poi ci sono le FAQ. FAQ vuol dire domande frequenti, quelle che dicevo prima. Allora, per chi magari... Ok, vediamo per chi ha già scritto qualcosa. Quello che diceva Alessandra, qual è il giorno di chiusura? Qui potete andare appunto su modifica, aggiungi una domanda, qual è il giorno di chiusura? Siamo chiusi il lunedì, tutto il giorno e martedì mattina. Ok. Anzi, anche qua aggiungete sempre una personalizzazione, no? Quindi si fa presto a mettere il nome. Ciao, nome destinatario, grazie per la domanda, potete anche mettere una cosa di questo tipo. Siamo chiusi il lunedì, tutto il giorno, bla bla bla. Ok, potete anche mettere un allegato se vi serve, potete inserire anche un pulsante, vedete qui, io se fossi digitalizzato scriverei se vuoi, anzi prenota ora, qua mettete www.tuositoweb.it/prenota e il cliente, no, mettiamo un sito a caso Google, e in questo caso viene aggiunto il pulsante per andare sulle prenotazioni. Ok? Poi salvo, e questa è la domanda, diciamo, preimpostata. Quando il cliente clicca su chiedi, gli viene fuori anche la risposta. Poi potete, se volete aggiungere un'altra, cliccate sempre su qui su modifica e una cosa che avevo dimenticato è potete anche aggiungere al menu. Vedete qui se in grigio non viene aggiunto, se in blu viene aggiunto. Le persone che ti inviano messaggi potranno accedere a questa domanda durante una conversazione. Significa che se vi state scrivendo dei messaggi col cliente, questa voce rimane sempre in fondo visibile. È comoda magari per le domande più classiche, ecco, più diffuse. Se volete aggiungere un'altra, ne cliccate, basta cliccare qui. Altra domanda. Non so, come posso raggiungervi? Anche questa magari è una domanda banale perché basta andare su Google e cercare il nome della vostra attività e viene fuori la scheda Google My Business, però la gente cosa fa? Vi chiede e quindi qua, caro Paolo, puoi raggiungerci a questo indirizzo, eccetera, eccetera. Ok? E poi clicchi su salva. E qua mi ha aggiunto l'altra domanda. Va bene, questa che vedete a destra è l'anteprima di Messenger, no? Quindi del sistema di messaggistica di Facebook. Tutto chiaro fin qua, ragazzi? Ok. Poi, qui vabbè c'è una risposta automatica nel caso voi utilizziate anche Facebook per le offerte di lavoro. Sapete che potete inserire delle offerte di lavoro su Facebook e quindi qui potete dare una risposta automatica a chi si è candidato per la vostra posizione. E qua c'è anche un promemoria
degli appuntamenti, perché Facebook vi permette anche di gestire direttamente gli appuntamenti, ok? Vedete, dicevo prima che è molto facile digitalizzare anche gli appuntamenti, dato che tante attività lavorano magari nei servizi alla persona. Quindi potete offrire anche banalmente con la vostra pagina Facebook un sistema di gestione degli appuntamenti. Adesso io so che qui qualcuno di voi mi dirà: sì, ma io ho i clienti che per alcune clienti lo stesso servizio mi dura mezz'ora, per un'altra cliente perché è un altro tipo di caratteristiche, lo stesso servizio mi dura 1 ora e mezza. Ok, vero questa roba, però potete magari andare a offrire gli appuntamenti per quei servizi che sono standard, che quindi se dura mezz'ora per tutti. Ok, quindi già con questi vi andate a liberare del tempo, andate a offrire un servizio utile al vostro cliente. E con questo follow up appunto di Facebook potete andare a inviare il promemoria degli appuntamenti. Questo mi sembra che non si possa personalizzare. Qua dice: siamo lieti che tu abbia fissato un appuntamento, insomma. Giusto un messaggio veloce di conferma. Ok, queste sono le risposte automatiche che potete sfruttare nella vostra pagina Facebook. Spero che sia tutto chiaro. Come vedete è una cosa molto facile da fare, ci mettete un attimo, ma molto comoda perché appunto vi libera anche del tempo. Ok, allora questa era il quinto consiglio della nostra challenge. Domani, che è mercoledì 27, penultimo giorno, ve lo dico già in anteprima, che andremo a vedere come attivare e ottimizzare Facebook Shop nella vostra pagina. Questa è una cosa molto molto interessante. Ci avevo fatto già una diretta a riguardo mesi fa, però insomma andiamo a rinfrescarci le idee. Questa è un po' più strutturata, vi consiglio di partecipare perché è molto molto importante, dato che tanti di voi si sono avvicinati magari alla vendita online o sia di prodotti che di servizi, perché questo sistema va bene anche per i servizi, non solo per i prodotti. È un sistema gratuito alla fine che vi permette di avvicinarvi gradualmente senza grossi problemi, grossi investimenti, sia di tempo che di denaro, appunto alla digitalizzazione della vostra attività. E vi consiglio di seguirla e di mettere in pratica soprattutto i consigli, perché, come ho detto anche in qualche altra diretta, sapete che Facebook e WhatsApp sono della stessa azienda, no? Adesso stanno già integrando le due cose, quindi il catalogo di Facebook sarà integrabile su WhatsApp Business. Quindi voi potrete utilizzare tutte le funzionalità di Facebook Shop anche su WhatsApp. E questa è una gran figata, ragazzi, perché i clienti che vi contattano, io immagino che tanti clienti vi contattino su WhatsApp, anzi scrivetemi per favore nei commenti, dato che siete un po' spentarelli stasera, non vedo tanta interazione. Ditemi quanti di voi vengono contattati su WhatsApp, sia da potenziali clienti, sia da clienti che vogliono acquistare servizi, prenotare, eccetera, eccetera. E questo appunto è molto utile perché potete andare anche qui a impostare un sacco di automazioni. Io, come avrete capito, sono abbastanza fanatico delle automazioni, perché vi permette semplicemente di risparmiare una marea di tempo. Fate due cose: risparmiate un sacco di tempo, 2, date risposte veloci ai vostri clienti. E i clienti, come sto dicendo da mesi, si stanno abituando sempre di più alla velocità del digitale. Adesso tutti hanno scoperto Amazon, tutti hanno scoperto i delivery del cibo e i soliti discorsi che abbiamo già fatto, ok? Quindi si aspettano le stesse rapidità sempre di più anche dalle piccole realtà, dalle piccole aziende. Ok? Va bene, vedo che siete spenti, siete morti, quindi io vi abbandono.
Mi contattano soprattutto i clienti della lista, da Facebook da Facebook pochi. Cosa vuol dire i clienti della lista? Della lista WhatsApp? Aspetta che non vedo il tuo nome perché sto software mi nasconde. Ah, Ale. Cosa vuol dire della lista, Ale? Sarà la lista WhatsApp. Anna invece dice: diversi clienti mi hanno contattato con WhatsApp e con alcuni sono riuscita a concludere delle vendite. Anna, cosa fai? Di cosa ti occupi? Che non ti avevo mai vista, quindi ne dirette, quindi non mi ricordo. Quasi sempre con WhatsApp. WhatsApp, ormai io lavoro molto con WhatsApp. Scrivetemi magari ragazzi il nome quando nei commenti perché li vedo nascosti dal software qua. Ormai io lavoro molto con WhatsApp, soprattutto da maggio. Aggiorno lo stato sempre e mi contattano così, perché anni fa ho fatto una raccolta dati dei clienti. Molto, molto brava o bravo. Adesso vedo dal cellulare chi sei. Chiara, ok. Chiara, anche tu dimmi cosa fai di interessante, perché anche tu mi sembra ti sei unita forse recentemente al gruppo. WhatsApp immagino che per tante attività sia uno dei canali privilegiati, perché sì, alla fine è diffusissimo, anche se è paradossale, perché per me è paradossale che sia più utilizzato rispetto all'SMS, perché se voi considerate le funzionalità che ha l'SMS, il sistema di messaggistica normale degli SMS di WhatsApp, bene o male siamo lì, non è che sia chissà quanto diverso, no? Anzi, con WhatsApp c'è la rottura di balle di dover salvare il numero, che per me è fastidioso dover salvare il numero. Però effettivamente è uno scoglio che per tante persone sembra non essere così insormontabile e quindi WhatsApp effettivamente è molto diffusa. Infatti, intimo e neonato, ok. Invece Chiara, abbigliamento taglie forti, ci seguo da poco. Sì, infatti non ti avevo mai visto nei diretti e mi fa piacere che tu stia seguendo, anzi benvenute a tutte e due, sia Chiara che Anna. Anzi, tutte e due le Chiare, perché sono due Chiare. Ecco, quindi vi consiglio di seguire i diretti domani perché a breve anche in Italia ci sarà questa integrazione di WhatsApp con Facebook Shop. Adesso lo stanno testando in India, ma secondo me non penso che ci metterà tanto ad arrivare anche qui in Italia. Sicuramente entro l'anno, magari entro giugno, se così, maggio-giugno, spero che ci sia anche qua, così vedremo queste funzionalità nuove. E per chi magari è nuovo anche nel gruppo, rimetto il link perché io avevo fatto una diretta dove parlavo appunto di WhatsApp Business. Andate qui e lasciate la mail così vi arriva la raccolta gratuita dei video dove c'è appunto anche quella su WhatsApp Business. È molto importante fare il passaggio da WhatsApp normale a WhatsApp Business. Potete anche eventualmente mantenerli tutti e due, cioè per esempio mantenere il numero privato di cellulare su WhatsApp normale ed eventualmente quello fisso del negozio, perché si può collegare anche al fisso, eventualmente su WhatsApp Business, oppure semplicemente passate da WhatsApp normale a WhatsApp Business. Io ho solo quello business nel telefono e va benissimo, nel senso non cambia tanto nei confronti dei clienti, anzi avete delle funzionalità in più. Sono curioso di sapere magari come vi siete fatte la lista di clienti, perché è una cosa molto molto importante, brave che fate questa operazione qua. Magari ci faremo anche una diretta più avanti sull'importanza di raccogliere i dati, di crearvi la lista non so, di email, di numero di numero di telefono, nome, cognome,
eccetera, eccetera. E tra l'altro ditemi anche che tipo di... come raccogliete questi dati e come li mantenete? Cioè, banalmente, carta e penna, ve li scrivete in non so, in un foglio, in un'agenda, o usate qualche sistema, qualche software? Oppure, non so, usate Excel, Word o roba di sto tipo? Mi fate sapere nei commenti, che è una cosa interessante questa. E comunque finché rispondete, perché c'è un ritardo, chiaramente. Diversi clienti mi hanno contattato con WhatsApp e con alcuni sono riusciti a concludere delle vendite. Su questo, riesci a dirmi quanto è stato complicato andare poi dal primo contatto a concludere la vendita? Hai visto possibilità di automatizzare alcune parti di questo processo? Ok, perché adesso non so, aspetta, adesso devo recuperare il nome di chi ha scritto. Anna Bergamini, tu hai il negozio di abbigliamento, ok. Mi spieghi un attimo come è avvenuta la cosa, che sono curioso, e vediamo magari di... Scusate che sto seguendo anche dal telefono per vedere i commenti. Ok, allora, poi riguardo la lista, alcune me lo hanno segnalato, me lo hanno lasciato in precedenza per sapere quando arriva la merce. Adesso incominciano i clienti a chiedermi di essere inserite. Beh, questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa, quindi che siano loro a lasciarti i dati, Alessandra, sì, sei Alessandra, a chiederti di essere inserita è una buona cosa. Quindi tu hai creato un gruppo, hai creato una lista broadcast, come gestisci la cosa? Invece Chiara ha detto: io ho iniziato con le future mamme, avendo premamà riesco a seguire la mamma prima e dopo. Ho una rubrica dove appunto nomi e dati. Ok, quindi rubrica vuol dire telefono? Te li salvi nel telefono o in altri punti, in altri posti? Vi chiedo perché appunto sto valutando di fare qualcosa in ambito WhatsApp. Ok, anzi magari farò dopo che abbiamo chiuso col corso Facebook, inizierò a lavorare anche su questa cosa, perché su WhatsApp si possono fare tante belle cose. E tante attività purtroppo non lo usano bene, e ci sono tante cose divertenti che si possono fare. Lista broadcast, a volte però non tutti ricevono i messaggi, non capisco perché. Lo so, Ale, perché WhatsApp è giustamente un furbastro, nel senso che furbastro, lui fa il suo, chiaramente, lui cerca di preservare la privacy, tra virgolette, o comunque l'utilità, ecco, del sistema di messaggistica, e quindi cerca di controllare al massimo il rischio di spam. Quindi, per esempio, bisogna stare molto molto attenti, è una cosa molto molto importante, che sembra una cagata, ma in realtà è molto importante, è che il cliente deve avere salvato il vostro numero, altrimenti rischiate di ricevere segnalazioni per spam e poi di essere anche bannati. Se più di qualcuno magari inizia a segnalare come spam o come indesiderato, poi magari i messaggi non vengono più consegnati agli altri della lista. Ok? Su questo magari ci faremo una ragionata e vediamo se riusciamo a fare qualcosa riguardo WhatsApp, per darvi una mano anche su queste cose qua. Mando offerte ai clienti con una lista broadcast. Ok. Che tipo di risposta hai su queste cose? Funziona la cosa? Poi
sia nel telefono che cartaceo, ormai tanti chiedono il numero per rimanere aggiornati con le novità. Questo è carina come cosa, che siano proprio loro a voler essere aggiornati con le novità è molto interessante perché appunto se è proprio il cliente che vi chiede di essere contattato, è anche più facile fare in modo che lui salvi il numero, no? Quindi basta inventarsi una qualche strategia, una qualche tecnica per fargli salvare il numero, magari finché è in negozio o qualcosa di questo tipo. Sì, sì, ma anche clienti che hanno registrato il numero non arriva il messaggio. Mh. Questo sì, bisognerebbe vedere che tipo di messaggi partono e analizzare un attimo la situazione. Allora, questa è qua ovviamente non mi aggiorna i commenti, vabbè. Anna, okay, in fondo. Ha visto una mia diretta e mi ha contattato per un articolo, scambio di misure, foto, articoli. Non è stato così immediata la conclusione, però ci sono riuscita. Anche a me interesserebbe una lezione sulla creazione delle liste. Broadcast soprattutto su come farsi lasciare i numeri ai clienti. Okay. Sì, guardate, sto pensando, ma proprio in questo momento, cioè è da un po' che ci sto pensando, ma poi magari facciamo una diretta dove raccogliamo un po' di pareri vostri. Stavo proprio pensando di creare un gruppo di lavoro, okay, che durerà magari, non so, un mesetto, un incontro a settimana, come magari stiamo già facendo sull'altro gruppo, con Silvia, dove andiamo ad analizzare proprio WhatsApp. Quindi lavoriamo insieme direttamente su tutti questi aspetti, quindi passare da WhatsApp a WhatsApp Business, per chi magari ancora non l'ha fatto, ehm, capire quali sono i metodi per far salvare il cliente il vostro numero, magari offrendogli un incentivo o facendo in modo che sia lui magari a scrivervi direttamente per una qualche motivazione. E poi come gestire le liste broadcast, perché quella roba lì, ragazzi, è una figata. Le liste broadcast, la gestione anche delle etichette, cosa che pochi fanno. Dare un'etichetta al cliente, magari cliente VIP, cliente nuovo. Potete anche gestire anche le spedizioni di prodotti, se vendete prodotti, o la consegna dei prodotti, se fate asporto barra consegne a domicilio o ritiro in negozio, okay? Quindi, ci sono una marea di cose, che si possono vedere con WhatsApp, quindi se vi interessa l'argomento magari ci ragioniamo sopra. Okay. Va bene, siamo andati un po' fuori argomento, però, mi piace insomma che avete lanciato qualche spunto e a me piacciono un sacco 'ste robe e quindi ne parlo volentieri. Okay. Bene, ragazzuoli, ci vediamo domani sera, sempre alle 9. Anche questa diretta resta disponibile nel gruppo, quindi potete anche rivederla, potete rivedere anche le altre. Vi rimetto magari per chi si è perso quelle che abbiam fatto nei giorni scorsi. Ho creato anche una sezione unità che vedete da qualche parte nel gruppo, cliccateci sopra e in alto vedete la sezione unità e lì trovate tutti i vari video, okay, dei consigli di questa settimana. Va buono, ragazzi, a domani. Buenas noches. Ciao, 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 ciao.